La certificazione dei prodotti all'interno del mercato, quale può essere appunto quello di Sardegna, è fondamentale, importantissimo. Significa dare un impulso nuovo alle aziende che già sono custodi di un patrimonio territoriale importante. Mettere anche in rete le aziende che producono lo stesso prodotto, e questo appunto può aiutare ad aprirsi ancora di più ad un mercato sempre più globale. Il processo di certificazione del prodotto parte direttamente dall'impresa, che è un custode del saper fare quel determinato prodotto o quella determinata lavorazione. Il primo passo appunto è quello di creare un disciplinare dove vengono spiegate le origini del prodotto, come viene fatto, quali sono gli strumenti, le attrezzature, i materiali che vengono utilizzati per la realizzazione, presentato poi alla Camera di Commercio inizialmente. Poi ci sarà tutta una procedura, una prima fase interna nazionale dove il disciplinare verrà studiato da esperti per capire se ci sono state delle incompatibilità con altri prodotti simili. Se passa questa prima prova, si passerà poi dopo alla fase europea, dove si valuteranno di nuovo i prodotti che vengono presentati o la lavorazione, il processo produttivo, se è compatibile con altri prodotti presenti all'interno del sistema Europa, e se non ci sono delle obiezioni si otterrà così finalmente il bollino IGP. Le imprese che vogliono ottenere l'IGP devono muoversi già da adesso, perché la creazione di un disciplinare è un processo lungo e ha necessità di studio e di professionisti che appunto possano completare il disciplinare. A oggi solamente due aziende hanno depositato due disciplinari per una futura richiesta dell'IGP No Food. Queste due aziende appunto si trovano nella provincia di Nuoro. Per la redazione di un disciplinare le figure che servono sono disponibili nelle associazioni di categorie. Principalmente devono essere persone che hanno competenze sia in materia giuridica ma anche storica. Molto spesso infatti per alcuni prodotti o lavorazioni non esistono delle fonti scritte, ma è necessario delle fonti orali. E con le nuove tecniche anche storiografiche che sono presenti, come appunto public history o la storia orale, è possibile ricavare queste informazioni e quindi redigere un disciplinare a tutti gli effetti.